Il proseguimento degli studi dopo il diploma, inchiesta del videogiornale tra gli studenti delle quarte e quinte classi di alcuni istituti di Agrigento. Gloria Scafè. Proseguire gli studi dopo il diploma in una società dell'incertezza è un'ancora di salvezza a cui rimanere saldamente appigliati. Al Polo Universitario di Agrigento si è tenuta la giornata di presentazione dell'offerta formativa dell'Ateneo e circa 400 studenti degli istituti superiori della provincia di Agrigento hanno ascoltato la presentazione dei corsi e degli sbocchi occupazionali relativi ai vari corsi di studio. Una giornata che offre spunti ai giovanissimi che non hanno ancora le idee chiare sul proprio futuro. Una giornata che conferma le scelte di chi le idee chiare le ha già. Io frequento l'Istituto Statale d'Arte di Sciacca. Che anno? Quinto anno. Benissimo, pensi di continuare gli studi dopo il diploma? Sì, penso di sì, però ho altri interessi a livello di accademia di recitazione. Come immagini il futuro lavorativo? Ecco, ti fa paura? Allora, per certi versi un po' sì, perché comunque vedo che è un periodo molto difficile per molti giovani, molti hanno paura che non trovano lavoro, c'è un periodo di difficoltà, però secondo me anche di fronte a un muro non bisogna abbattersi e andare sempre davanti. Ragazzi, da quale scuola venite? Il liceo artistico di Sciacca. Che anno frequenti? Il quarto. Bene, quali sono le prospettive per il futuro? Ancora non abbiamo deciso sinceramente, aspettiamo di arrivare in quinto e prendere una decisione. Ecco, questa giornata di orientamento in qualche modo vi sta servendo per costruirvi delle idee? Sì, molto importante. Come lo immagini il futuro? Ma con questa prospettiva ancora non lo immagino molto bene, da quello che si sente in TV, da quello che si vede, che non c'è lavoro per i ragazzi e speriamo che tutto vada bene e si va avanti. Ecco, quale consiglio pensi di dare a un tuo coetaneo, quantomeno per non scoraggiarlo a immettersi nel mondo del lavoro? Ma di andare avanti con la testa sulle spalle, di provare a continuare a studiare, almeno andare all'università e non abbattersi di fronte agli ostacoli. Sono indeciso su due università, quella di psicologia e quella dell'ispettore del lavoro, che sembra avere più possibilità, quest'ultima. Ecco, il futuro lavorativo ti fa paura o al contrario comunque lo vivi con serenità? Le attese per il futuro? No, il lavoro bisogna farlo, sia per se stessi sia per la società, quindi non ho nessun timore. Penso di proseguire con l'università. Ecco, quale studio? Giurisprudenza. Bene, oggi come immagini il futuro lavorativo? Ecco, che idea ti sei fatta? Ma avvocati ce ne sono molti in provincia di Agrigento specialmente, ma speriamo bene. Quindi si segue la passione? Sì. Ma per me vedo comunque un futuro roseo, cioè non sono pessimista. Penso di continuarli, però ancora non sono sicura dell'ambito degli studi che sceglierò. Ecco, come immagini il futuro lavorativo? Ti preoccupa? Sì, molto difficile lo immagino, perché con i tempi che corrono non c'è sicurezza, non abbiamo una sicurezza. Continuerò gli studi in un'università che sta aprendo una sede a Porto Empedocle, università musicale, e penso di continuare gli studi là. Il futuro, dunque, anche se minacciato dalla crisi, intimorisce solo in parte i giovanissimi animati da passioni, da sogni, giovanissimi che in buona percentuale ripongono fiducia nella scelta universitaria. Il nostro territorio.